I numeri sono spietati e incoraggianti al contempo. Salveneto purtroppo conta la terza vittima per il Covid-19. La progressione dei contagi avviene in modo più contenuto del previsto. A pagare il conto più alto di questa emergenza sono le persone più deboli ed è per loro che va usata la massima cautela. Un nostro gesto può essere per loro determinante. Come sta andando, Presidente? Oggi il bilancio si appesantisce. Ma guardi, c'è una crescita, sono 307 nel bollettino di questa mattina e coloro che sono positivi, però ricordiamolo che sono solo 68 in ospedale, dei quali 18 in terapia intensiva. Non abbiamo assolutamente una crescita esponenziale come prevista dagli algoritmi. Diciamo che la situazione la definirei con una crescita moderata verso lo stabile, visto e considerato che gli algoritmi ci davano un'esplosione. È fondamentale la collaborazione di tutti, è un grande segnale di responsabilità, di civiltà, di solidarietà, di altruismo che noi tutti possiamo dare. Se è vero che il virus è poco letale, ma è altrettanto vero che è molto contagioso. Dobbiamo, col lavoro di tutti, fare in modo che il virus non raggiunga le fasce deboli della popolazione, gli anziani, i bimbi immunodepressi o che hanno patologie, i cittadini in generale che sono, diciamo, con delle patologie pregresse importanti. E quindi cosa dobbiamo fare? Evitare tutti di andare nei luoghi affollati, evitare di tenere distanze ravvicinate quando parliamo con le persone, tenerci almeno 1 metro, perché noi facciamo uscire un vaporacqueo che potrebbe veicolare il virus. E poi lavarsi spesso le mani, starnutire utilizzando il gomito del braccio e non sulla mano, perché poi rischi di dare la mano a qualcun altro e quindi diffondere l'infezione se sei positivo. Direi piccole norme che ci permettono di dire che ce la faremo, dobbiamo continuare a fare la vita di tutti i giorni, niente panico, niente ovviamente paura, ma noi abbiamo solo un obbligo di fare in modo che il contagio non si diffonda alle fasce più deboli della popolazione. Gli ospedali del Veneto si stanno attrezzando e intensificando i letti delle terapie intensive. È sempre più probabile inoltre che un'ala dell'ospedale di Schiavonia nel Padovano, che riaprirà il 6 marzo, sarà adibita alla cura dei pazienti positivi. Macchinari tecnologici in arrivo e in fase di istituzione anche una commissione regionale scientifica per studiare il virus. Per le risorse economiche il Premier sta lavorando a un altro decreto, le risulta? Ma ci risulta che il primo decreto non sia sufficiente, per cui immagino si lavori ancora ad altre attività, visto e considerato che il tema qui dell'economia è un tema importante dove siamo messi letteralmente in ginocchio.